Il diavolo è arrivato a Santa Rosalia, ripeto, è arrivato il diavolo. E non è solo, ha con sé altri 2 demoni. Ma tu chi sei? L'arcangelo Gabriele che tiene il conto dei diavoli? Ripeto, il diavolo più 2 demoni. Come sospettavamo, von Kraus ha portato con sé 2 criminali dello stesso stampo. Stanno preparando qualcosa di grosso. Vai, vai. Piano. Ciccio, io non ce la faccio più. Allora, Ciccio, io ti stavo dicendo che non ce la faccio più. La corsa campestre mi ha stroncato. È tutta per colpa di quel figlio di Iena, solo perché l'ho bocciato. Ma senti, sai adesso che dobbiamo fare? Certo, ora entreremo in casa, ci faremo un'oretta di sonno. Domani mattina ci alziamo, ci laviamo, prendiamo quei pochi soldi che abbiamo e faremo un'altra volta i lattanti. Latitanti. Lattante. Andiamo. Indietro. Che c'è? Accidenti, c'è un tedesco proprio davanti a casa nostra. Deve essere uno dell'OSOS. Ho un'idea. Entreremo dalla porta posteriore, cioè dal ballatoio. Quello che conta è di non farci vedere dal tedesco. Perché se lui ci dovesse vedere, noi diremo che non siamo noi. Prenderemo al nostro Führer e alla tua bellezza. Otto, ma noi siamo veramente in vacanza qui? No, Evelyn. Non esattamente. Lo sospettavo. Noi siamo qui perché si prevede uno sbarco americano in Sicilia. Il maggiore Stulz e il capitano Ebner non sono mai stati 2 ufficiali. In effetti sono 2 chimici di fama mondiale, intenti a perfezionare una loro geniale e terribile invenzione. Un'arma segreta? E la gente deve crederci in vacanza. E mi hai portato con te per rendere la vacanza più credibile. Via. È più piacevole. Quindi io sono il tuo paravento, una petina del gioco. E mi avevi detto che volevi trascorrere con me la luna di miele che non abbiamo mai avuto grazie alla tua carriera. Hai ragione, mia cara, ma una cosa non esclude l'altra. Posso darti anche qui una dolce luna di miele, dolce come quest'aria di Sicilia, odorosa di zagara, come questo cielo incendiato di stelle, come questo vino di Marsala, così traditore che invita alla follia. Otto, non offendere ancora di più il mio amor proprio. Non accetto elemosine. Vai a folleggiare con i tuoi chimici. Elkan, come tuo marito e come colonnello del Terzo Reich. Otto, tu puoi dare ordini quando sei alla testa della tua Panzerdivision, ma non qui e non a me. Cosa intendi fare? Prendo la mia roba e vado a dormire nell'altro appartamento, quello al di là del bagno. E non tentare di seguirmi. La vedremo, Elka.
Ma tu guarda quello, in una situazione simile si mette a fare la doccia, lui che la fa solo a Natale. Stai facendo la doccia, Helga? Ascoltami, ti offro di fare la braccia. Anzi, te lo ordino! Fineo, s'affogò. Ma sentite quel deficiente quanto rumore fa. Giannera, non credevo di essere così sporco. Ma hai capito? Il cafuer pour dames a che punto è ridotto? Un giorno o l'altro lo vedrò andare in giro con i bigodini. Ma che schifo. Otto, in amore come in guerra tu non ti arrendi, non è vero? Ma con me hai sbagliato. C'è qua un vero fulmine di guerra, signor colonnello, ma io non mi arrendo. Adesso capisco. Ecco perché mi sfuggiva. Nascondevo un uomo nel mio letto. Helga! Ma chi è? Chi sei? Il deficiente. Ma si è messo a fare le voci. No!
Difendi! Lancio questa faccia porca! Una iena nel mio letto! Appeti! Ai Hitler! Ai! Ma tu hai capito? Si infilano nel nostro letto, ci prendono a schiaffi e ci arrestano pure. Non per niente sono tedeschi. Ecco a poi il pane e l'acqua. Primo, secondo e frutta. Camera, scusa, tu sai niente che intenzione hanno i tuoi superiori? Dobbiamo stare molto qui dentro. Non per molto. Fino a domani all'alba. Ciccio, sentiste? Domani mattina all'alba siamo liberi, grazie. Tu non capito. Non liberi. Domani all'alba poi... Pum pum. Domani all'alba, pupù. Pupù, papà, Pepe, ci fucilano! Ci fucilano. E perché non l'ha detto prima che ci fucilano? Come l'ho detto prima? Ci fucilano. Io non credo affatto che quei due sono come voi dite. Credetemi, signor colonnello, sono due anime semplici, due scimoniti. Quando erano ragazzi, sapete come vivevano? Quello grande affittava quello piccolo ai contadini, come spaventapasseri. Ora, figuratevi... Io li conosco dal loro primo vagito. E che vagito? Quello più piccolo aveva la bocca più grande della testa. Mi creda, cretini sono. Cretini, me ne intendo io. A 6 anni vennero a scuola da me, proprio in quest'aula. Io ritentai di insegnargli l'alfabeto. Eravamo ancora alla lettera O quando furono chiamati militari. Signor colonnello, scimini sono. Adesso sentiremo il parere del comandante di nostro distaccamento. Oberfeldwebel. Herr Oberster, sind zwei Idioten. Ebbene, no. Nonostante anche mia moglie sia convinta come voi che sono due innocenti minorati psichici, io vi dico di no. Ma l'unica cosa che sanno fare è quella di giocare a bocce. Che questo casomai dimostra proprio il contrario. Anche vostro generale Badoglio gioca a bocce. Nostro capo Himmler gioca a bocce. Il Führer gioca a bocce. Io stesso gioco a bocce. Appunto. Ci troviamo di fronte a due astuti e scaltri simulatori, addestrati da tempo a crearsi nella vostra comunità la fama di essere innocui. Otto, tu vedi spie ovunque. Può darsi, cara Helga. Comunque, se questi due individui sono come io sospetto, e lo sono senz'altro, avrò davanti finalmente due avversari degni di me. I tuoi prigionieri. Lo sapete che ci vogliono mettere al muro? Io ci andrei al muro, ma il fatto è che ci sparano pure. Ma chi vi ha detto che sarete condannati? Io vi ho fatto chiamare per scusarmi con voi. Questi vostri esimi concittadini hanno chiarito la vostra situazione. grazie. Voi siete stati arrestati ingiustamente. Ma allora, errore giustiziario ci fu. E Birbandello ci ha fatto prendere un sacco di paura. Allora lei non è più il nostro nemico. Al contrario, saremo amici. Ci possiamo dare del tu, sì? Siamo amici. E adesso potete tutti andare. Grazie. Heil Hitler. Da scioccone, tu non sei la iena, ma sei l'agnellino di Norimberga. Beh, Cammina. Non ti ho mai visto così accomodante. Hai dunque cambiato idea? No, mia cara. Lasciandoli liberi potremo sorvegliarli da vicino e arrivare a sapere chi muove le loro fila e da dove. E tu mi aiuterai.